Quattro donne, quattro spettacoli serali, ma anche incontri, presentazioni e laboratori. L'Ecofestival Donne e Cambiamento di Santa Margherita Ligure cerca di mettere insieme queste due cose. Si parlerà di sostenibilità e ambiente, soprattutto negli eventi del pomeriggio al Parco del Flauto Magico, e del ruolo delle donne nella società. Un titolo che racconta due anime di Santa Margherita Ligure che si coniugano in questo evento attrattivo dell'estate sammargheritese. Di ecologico al festival ci sarà anche il service audio e luci a bassissimo consumo energetico. È alimentato da batterie ricaricate con pannelli solari e eolici e attraverso le pedalate delle biciclette direttamente di fronte al palco, senza dipendere dalla rete elettrica. Da una parte l'attenzione per l'ecologia, per l'ecosostenibilità, un percorso che il Comune sta svolgendo oramai da anni con impegno e con convinzione. Dall'altra invece il punto di vista femminile sulla realtà, la cura, l'attenzione per le cose che abbiamo sviluppato in particolare a partire dal G20 dell'empowerment femminile, primo al mondo che si è svolto nel nostro Comune. Ebbene, questo festival unisce queste due anime e ci consente di vivere divertimento e svago delle serate estive con anche impegno culturale e attenzione per le prospettive di sviluppo. Per gli eventi serali in Piazza Caprera ci sono quattro grandi nomi dello spettacolo: Lella Costa il 5 luglio con Pinocchio Confidential, Paola Minaccioni mercoledì 19 luglio con un suo monologo, Monica Gueritore che il 16 agosto racconta Anna Magnani in Anna la nascita di un film, infine Isabella Ferrari il 30 agosto con lo spettacolo Le eroine di Ovidio. Un'iniziativa a cura di Dionisio Produzioni, con la partecipazione delle merlettaie artigiane del Bello delle Donne Liguri e la collaborazione dei servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure.